Stava viaggiando a bordo di una BMW con targa straniera. Si tratta di un 49enne pluripregiudicato sottoposto a libertà controllata e con patente di guida sospesa. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri nella notte. Alla vista dei militari ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga. A folle velocità ha attraversato i comuni di Volpago del Montello, Povegliano, Villorba e Ponzano. Qualche volta ha rallentato quasi a fermarsi lungo alcune strade, ma quando i carabinieri scendevano dall'auto rimetteva in moto e fuggiva nuovamente rischiando fra l'altro di investire i militari. Tre le pattuglie intervenute per bloccare il 49enne, una delle quali giunta in rinforzo da Treviso. Dopo quasi 30 km di inseguimento la BMW è stata bloccata in via Povegliano di Ponzano Veneto. L'uomo è stato arrestato. Oltre a tutti i reati commessi è risultato positivo all'alcol test ed in possesso di un taglierino. Ora dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza. Questi al momento i reati contestati. Portato in caserma a Montebelluna, il 49enne è stato processato per direttissima. Udienza è rinviata a fine mese, probabilmente con rito abbreviato. Intanto è stato disposto l'obbligo di presentazione tutti i giorni ai carabinieri del luogo di dimora. Tutti i carabinieri coinvolti nell'inseguimento sono rimasti illesi. Fondamentale questa notte è stata la professionalità e il sangue freddo degli uomini delle pattuglie delle stazioni di Nervesa, Paese e radiomobili di Treviso, che hanno operato evitando che altre persone potessero essere coinvolte.